Momento di raggiungere Alessandro Morelli per la consueta rubrica del mercoledì L'Italia da fare. Nel momento in cui lo raggiungiamo, naturalmente ci apriamo formalmente la rubrica e vediamo anche qualcosa di interessante potenzialmente perché, anzi ci facciamo raccontare qualcosa di interessante perché ieri pomeriggio a Palazzo Chigi si è svolta una cabina di regia sul PNRR alla quale naturalmente ha partecipato anche il sottosegretario Morelli per verificare lo stato di attuazione del piano. Si parla della quinta rata, 10,6 miliardi di euro, per cui l'Italia ha inviato richiesta il 28 dicembre, più 551 milioni provenienti dal progetto Repower EU, che si occupa di questioni fondamentalmente energetiche. 39 traguardi, gli obiettivi della sesta rata da 9 miliardi, chiedo scusa, e passa di euro, 74 obiettivi, la settima rata era di 19,6 miliardi. Insomma, soldi, 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 cose da fare, cose da fare, cose da fare, Italia da fare, Italia da fare. Questo in sintesi. Vedremo poi di capirne qualcosa di più. Intanto, torniamo alla rassegna stampa di oggi. Chiedo scusa, oggi c'è il raspino incalzante, diciamo, per quanto concerne la gola. Ma in ogni caso, torniamo alla rassegna stampa di oggi, come dicevamo, e andiamo a vedere anche gli altri articoli degni di nota. Dopo la storia del professore assolto dopo 6 anni di odissea, era accusato di violenza da 4 alunne, e dopo la storia della curva nord di Milano, l'indagine sul cuore nerazzurro del Meazza tra affari loschi, criminalità e finte onlus, dopo la vicenda dei premi a chi diffonderà il dialetto, Ciumbia, se parlo un milanese, ciapu manca i danè, abbiamo Roma, da Milano a Roma, la suburra di Alex, è il titolo della storia raccontata per La Stampa di Torino, pagina 21, da Valentina Petrini, che è andata a farsi un viaggio nella borgata romana Finocchio, dove è cresciuto il 14enne Ivan Alexandru, ucciso fra agguati, droga, ville abusive di famiglie dedite allo spaccio di droga. Ma a proposito di leggere tutta sta roba di droga, ma quanta diavolo di gente si droga in Italia? Cioè, viene da stupirsi, diciamo, di quanti siano gli utilizzatori della droga, perché per carità esistono gli spacciatori, tutto quello che volete, però esistono anche gli utilizzatori di droga. Quanta gente consuma droga in Italia? Intanto il sottosegretario Morelli c'è, facciamo una piccola pausa in maniera tale da poter lanciare la sigla e aprire il discorso, magari partendo da quello che vi ho indicato prima essere stato l'argomento centrale ieri pomeriggio, PNRR. Va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. Allora, buongiorno ad Alessandro Morelli che ho già ampiamente introdotto prima. Caro Alessandro, buona giornata a te, dal Dipartimento Programmazione e Coordinamento della Politica Economica del Governo presso Palazzo Chigi, la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Buongiorno Alessandro. Buongiorno Giulio e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, io ho introdotto, non so se vuoi partire da lì, naturalmente noi siamo molto sciolti come tradizione di questa radio che non è ingessata, non è imbalsamata, mummificata, ma non è neanche, diciamo, troppo rigida nella scelta degli argomenti, sempre di attualità, sempre di primo piano, ma naturalmente sei tu che devi darci conto dalla tua strategica posizione di quello che sono gli argomenti importanti. Mi sono permesso prima di introdurre una considerazione relativa al fatto che ieri pomeriggio tu hai partecipato con tanti altri esponenti istituzionali a Palazzo Chigi alla cabina di regia sul PNRR. Ho dato prima qualche numero, tu lo hai ricordato in un post sulla tua pagina Facebook, sui social, no? Pieno di numeri e di dati estremamente interessanti. Ti lascio subito la parola se vogliamo partire da lì o da qualsiasi altro tema tu ritenga possa essere utile per chi ci ascolta. Ma chiaramente il tema del PNRR è un tema all'ordine del giorno della politica economica e della strategia che il governo intende mettere in campo per una serie di iniziative che chiaramente cambieranno il volto del paese da qui ai prossimi decenni più che ai prossimi anni. Quindi sì, sono molti gli investimenti. Il dato positivo che mi piace ricordare a te e ai nostri ascoltatori è il fatto che dopo tutte le polemiche, malgrado i gufi che ci dicevano e raccontavano che il governo non ce l'avrebbe fatta con i tempi, con la gestione comunque di una
grande progettualità economico-finanziaria presa in corso d'opera, e questo è un dato oggettivo, dai governi Conte e Draghi, il governo italiano non solo è riuscito a ottenere i finanziamenti legati al 2023, ma è già il primo paese a richiedere i nuovi finanziamenti. Stiamo parlando anche in questo caso di decine di miliardi che toccheranno all'Italia nel 2024. In tutto questo con una complessa interlocuzione con l'Europa per quanto riguarda la ricalibratura di alcuni obiettivi che, come sappiamo, in corso d'opera sono oggettivamente cambiati, e in parte perché non era possibile ottenere i risultati sperati entro il giugno del 2026, come sappiamo essere la data limite per quanto riguarda gli investimenti, quindi il taglio del nastro, che siano opere infrastrutturali, quindi fisiche che immateriali, e dall'altra parte perché sono cambiati anche gli obiettivi dei governi che si sono susseguiti. Quindi gli investimenti sono non solo partiti, ma stanno letteralmente finalmente cadendo a terra. L'opinione pubblica e i cittadini, i nostri concittadini, possono iniziare a vedere i primi cantieri. Alcuni di questi cantieri, soprattutto per quanto riguarda il tema delle grandi opere, ricordiamolo, non sono grandi cantieri, parlo di grandi cantieri in questo caso, non sono cantieri ex novo, ma sostanzialmente sono finanziamenti che vanno a rimpinguare delle grandi infrastrutture che già erano in corso d'opera. Penso all'interessante sviluppo del quadruplicamento della ferrovia tra Milano e Genova, che sostanzialmente permetterà, attraverso la velocizzazione legata anche alla linea all'asse Torino-Genova, di avere un nuovo polo, per un rinnovato polo sociale, industriale, tra un vero e proprio triangolo tra Genova, Torino e Milano. Noi pensiamo che l'obiettivo da raggiungere sia toccare tutte le città ad un'ora di distanza, quindi un'ora tra Milano e Torino, un'ora tra Torino e Genova e tra Genova e Milano. Questo obiettivo chiaramente è perseguito in una fase medio-lunga di opere infrastrutturali legate evidentemente alle ferrovie. All'interno di questa grande progettualità sono inseriti una serie di finanziamenti legati al PNRR. Ecco Alessandro, visto che oggi è la giornata dei dialetti di tutta Italia e che l'UNESCO però ha detto che le lingue lombarde si vanno estinguendo, te lo dico in lombardo: Bun a guardà i numeri che ti metto tutti in pagina, il s'estremis, tradotto, uno se guarda i numeri che hai messo sulla pagina Facebook, e il s'estremis, cioè si impaurisce a vedere le cifre che corrono, no? Sappiamo tutti che il PNRR è una massa, diciamo, costituito da una massa di investimenti enorme, no? Che sono in larga parte anche un debito. Come tutti i debiti possono essere produttivi o improduttivi. Tu ci hai appena spiegato che naturalmente tutto questo ha una finalità super produttiva, infrastrutturale, essenziale. Quindi si tratta di far fruttare i soldi, anche quelli a debito. C'è una piccolissima parte che non lo è. Quindi è un'opportunità tutto sommato. Come al solito le opportunità presentano anche dei rischi, evidentemente, sui quali occorre vigilare. Com'è che si vigila in questa fase, diciamo, e anche nelle fasi successive, quelle più attuative, su questa massa di miliardi, perché siano effettivamente produttivi? Te la metto giù in generale. Dall'altro lato, questa domanda mi fa fare una deviazione in quel di Milano, no? Tu sei stato per tanti anni, lo sei ancora, consigliere comunale, ti occupi della tua città che è Milano. Abbiamo letto stamattina una notiziola che tale è stata messa, diciamo, è stata messa come tale su Repubblica in cronaca locale, ma per me non mi sembra tanto una notiziola, perché l'assessore all'edilizia del comune di Milano è andato a parlare con il procuratore capo della procura di Milano, Viola, loro dicono per affrontare temi generali. Il tema generale è quello degli abusi edilizi. Ci sono poi dei temi particolari, perché a Milano si va costruendo molto, si costruirà sempre di più. Insomma, a qualcuno è parso di vedere, a me in primis, una riedizione del famoso modello che Sala, l'attuale sindaco, aveva inaugurato quando era a capo dell'Expo. Mi metto d'accordo con la procura
per, loro dicono, affrontare i temi in generale. Qualcuno potrebbe dire per evitare rogne future in tema di edilizia, costruzioni, urbanistica. Non è che si può fare anche al governo una roba così? Per evitare rogne future ci mettiamo d'accordo con chi potrebbe potenzialmente fare indagini magari scomode, tra virgolette. L'ha avuto là un po' così grossolanamente, ma è una cosa abbastanza interessante, perché in Italia quando tu fai un investimento, fai le infrastrutture, fai dei lavori, e qui stiamo parlando di PNRR, tanto per capirci, e di tanti soldi, c'è sempre qualche rogna. Non è che qualche rogna possiamo evitarcela con un cordialissimo colloquio? Ma allora, ricordiamoci che stiamo parlando della governo della città di Milano, quindi di un governo di sinistra che interloquisce in maniera, mi auguro, fattiva con una procura. Quindi già dirci, e ce lo possiamo dire serenamente, in totale trasparenza, perché i fatti che noi semplicemente in questo momento riportiamo evidentemente non mettono in un diverso piano i rappresentanti politici di governo che hanno diversi incarichi. Mi spiego meglio, chiaramente. Sì. Il Comune di Milano, la città di Milano, chi l'amministra ha evidentemente la possibilità di interloquire fattivamente con la Procura di Milano. Diverso è il caso quando noi pensiamo a esponenti di governo, del governo in centrodestra, e chiaramente non posso esimermi da fare un nome, tipo Matteo Salvini, perché non è una storiella che ci siamo raccontati io e te su Radio Libertà e che abbiamo con la quale abbiamo cercato di imbonire i nostri radioascoltatori per anni. Lo abbiamo letto nelle intercettazioni di un giudice che peraltro era uno dei leader del CSM, che è il Consiglio Superiore della Magistratura, che è quell'organo interno alla magistratura stessa che decide le carriere dei giudici. Uno dei capi del CSM che raccontava, parlando con un collega, che sulla questione dell'immigrazione il collega gli diceva, ma guarda che pur non essendo un salviniano, gli diceva a questo Palamara, guarda che Salvini sull'immigrazione ha ragione, e Palamara gli risponde, è vero, ma lo dobbiamo attaccare. Dunque, perdonami Giulio, ho fatto tutto Sì, no, un no, lungo ci hai discorso, capito. ma è evidente che i rapporti sono differenti. Ti sottolineo, e tu che sei un attento osservatore delle questioni che riguardano la cronaca giudiziaria, che non a caso qualche giorno fa l'ex assessore all'urbanistica di Milano, Giunta Pisapia, cioè Ada Lucia De Cesaris, una esponente del PD, poi mi sembra che sia passata a Correnzi, comunque dell'area della sinistra, avvocato amministrativo che si occupa di urbanistica, proprio il suo lavoro è quello, oltre a fare politica, vice sindaco del Comune di Milano, proprio nei giorni scorsi ha rilasciato un'intervista che aveva un po', adesso che c'è questa novità dell'attuale assessore, diciamo, mi chiarifica perché ci fu quell'intervista pochissimi giorni fa alla ex vice sindaco di Milano di Cesare, perché lei difendeva sostanzialmente in maniera quasi immotivata, perché a freddo esce un'intervista di questo esponente, comunque un esponente politico, oggi è tornata credo a fare l'avvocato, quindi a fare il suo lavoro, che difendeva appunto gli uffici comunali per quanto riguarda il settore dell'urbanistica, che era totalmente appunto un'intervista a freddo. Ci sono stati alcuni sequestri negli scorsi giorni proprio a Milano per quanto riguarda degli immobili, però sostanzialmente era too much, era esagerata questa reazione di un esponente oggi tecnico ma sicuramente politico. Evidentemente diciamo lì hanno maggiori informazioni rispetto a me. Questo tu No, dirai, anche ma tu perché a sei... Milano si stanno aprendo partite molto, come tu ben sai, meglio di me anzi, molto grosse, no, molto rilevanti, e questa roba qui a me io non voglio spararla grossa, ma a me m'ha richiamato in mente subito, per associazione di idee, magari sbagliata, il celeberrimo film di Francesco Rosi, Le mani sulla città. Così mi è venuta questa spontanea associazione di idee. Non so se mi sbaglio, te lo chiedo a te Alessandro, che ne conosci molto Ma più di me. guarda, è chiaro che noi peraltro
non vorrei che passasse il messaggio che essendo entrambi, io e te milanesi, e avendo io una storia anche amministrativa nel Comune di Milano, vogliamo, siamo particolarmente interessati alla materia perché siamo milanesi, e ai nostri ascoltatori di altre città interessa poco. No, la Ma valenza è generale. Noi dobbiamo però sottolineare come molto spesso quello che avviene oggi a Milano domani avviene in qualche altra città. Diciamo che Milano è sempre un po' l'apripista per molte dinamiche, positive o negative che siano, lo è, e questo anche qui la storia ci dice che questo è un dato di fatto. Le mani della città sì, è assolutamente coerente peraltro con l'immagine che la sinistra ha riportato a Milano. Pensa agli importanti investimenti dei grandissimi fondi immobiliari ai quali purtroppo non ha corrisposto un'adeguata risposta, scusate il gioco di parole, del Comune di Milano, dell'amministrazione locale di Milano, per quanto riguarda un riequilibrio per il cittadino medio normale, perché è facile fare la transizione ecologica, energetica, ambientale, bla bla, con degli immobili che ti costano al cittadino, all'acquirente, costano dagli 8.000 euro al metro quadro in su. Beh, diciamo che ti piace vincere facile. La vera sfida sarebbe stata quella di creare un vero mix sociale nel quale sicuramente c'è un immobiliare di pregio, anche di altissimo pregio, pensiamo al famosissimo bosco verticale, ma dall'altra parte c'è una eterogeneità di socialità che permette anche alla signora Maria magari non di No, vivere bosco verticale, Alessandro, che diciamola chiara, no, per mantenere quei 4 alberelli sui balconi, son più di 4 ovviamente, adesso io minimizzo, però per mantenere il verde del bosco verticale spendi più energia di quanto non ne risparmi, no, e poi mi devono spiegare anche un'altra roba: com'è che la colata di cemento basta battezzarla green per essere a posto? Se tu cementifichi, poi ci puoi mettere appunto 4 alberelli sui balconi, i quali se li moltiplichi poi necessitano di un sacco di energia per bagnarli, per tenerli, eccetera, quindi costano molto di più che non costano, non risparmio. Non fai risparmio energetico, fai un costo energetico, tant'è come vero puoi che lì i immaginare prezzi arrivano alle stelle, no? Allora come è puoi tutta immaginare un'ipocrisia questa qua. non ho casa nel grattacielo bosco verticale, ma da quello che mi ricordo, avendolo letto su qualche giornale, i costi annuali di gestione per il singolo appartamento è intorno ai 30.000 euro, solo per dire il costo materiale, che evidentemente è un muro all'accesso invalicabile per la stragrandissima maggioranza delle famiglie italiane. Ma questo non è, ti dicevo, il caso del bosco verticale è un unicum, infatti non è più stato ripetuto in serie né nella città di Milano né in altre città. No, adesso stanno facendo Piazzale Loreto con quella logica lì. 4 alberelli e giù il centro commerciale e cementificazione al nastro. E ci sarà un casino di traffico in più in quella zona. Distruggendo la mobilità della città, e su questo mi sento anche di trovare la condivisione positiva da parte di alcuni esponenti persino della sinistra, che su questo tema sono assolutamente contrari, perché sostanzialmente si disintegra il modello con il quale la città di Milano è cresciuta non negli ultimi 10 anni ma nei secoli, e cioè l'essere un crocevia commerciale tra numerose città della Lombardia, della Svizzera, allora, di quella che noi definiamo, anzi, di quella che storicamente era l'Insubria e che chiaramente la collegava verso il mare con Genova e con le altre città che poi si sviluppavano nelle varie signorie vicine all'area insubria. Però tornando a bomba, questi stanno devastando la storia di una città e attraverso anche un nuovo modello di mobilità. Mi pare che sia di oggi la notizia che addirittura la ZTL Area C possa, la previsione, la richiesta della sinistra sia proprio quella di arrivare fino a 10 euro. Ancora una volta, come sottolineavo, Milano è l'apripista. Esattamente nella stessa linea sta procedendo Roma, anche se con maggiori difficoltà per l'amministrazione comunale, perché i cittadini romani sono più, probabilmente essendo più omogenei, più realmente romani. Sappiamo che oramai Milano è una città cosmopolita
e quindi molto spesso i suoi residenti non sono così legati, non hanno radici così forti nella città, e questo purtroppo probabilmente impedisce anche che dalla cittadinanza, dall'opinione pubblica, dal territorio arrivino forti reazioni rispetto a scelte che sono scelte che vanno a veramente a uccidere il modello col quale, ribadisco, questo luogo è cresciuto per centinaia di anni. Ecco, 10 euro per entrare in una ZTL, capisci perfettamente che, esattamente come il bosco verticale, è un muro all'accesso e che, diciamo, immateriale, che però permette intanto ai ricchi di poter accedere, e tanto che gli frega a quelli della zona del centro di Milano, appunto non hanno alcun problema a mettere in conto questi 10 euro al giorno. Però la signora Maria, che magari diciamo il sabato vuole andare a fare un passaggio in centro, visto che peraltro la ZTL funziona anche nei weekend, questo le è di fatto impedito, perché francamente spendere 10 euro ma oltre che essere ma se anche fosse possibile una spesa del genere per una famiglia normale, è veramente uno schiaffo alla povertà, perché per fare 3 chilometri sei costretta ad avere quest'obolo, Ecco, a versare Alessandro, quest'obolo. ti interrompo solo perché vedo che l'orologio ci dice che sono già le 9:24, abbiamo Corre. pochi minuti, no, tu hai fatto benissimo a chiarire peraltro tutta questa questione, perché come hai chiarito e come io condivido perfettamente, Milano molto spesso, anticipa quello che accade nel paese. In questo caso a me mi sembra che anticipi un modello estremamente discutibile, mettiamola così. Voglio Sei tornare però, se ecumenico sei oggi. d'accordo, anche al PNRR, all'incontro di ieri pomeriggio. Mi sembra molto importante perché è stata anche fatta un'analisi sul conseguimento degli obiettivi delle rate precedenti. Sono rate da miliardi di euro. E poi c'è una piccola questione che volevo porti in merito a un capitolo correlato al PNRR, cioè il piano Repower EU, che è un progetto della Commissione europea che era nato per mettere fine alla dipendenza dai combustibili russi e affrontare la crisi climatica, ma che si può tradurre anche qui in un'opportunità, diciamo, di investimento in politiche energetiche che non siano semplicemente solo ideologiche, no? Per certi versi. In più c'è un ascoltatore che via WhatsApp ti domanda se all'interno di tutte queste opere è previsto anche un piano stadi, perché i nostri stadi di calcio sono rimasti ai tempi di Italia 90, scrive Francesco. Ma partirei proprio dal tema degli stadi, che è un tema che mi interessa molto, perché come sai qua al Dipartimento stiamo lavorando per il tema del partenariato pubblico-privato, quindi la possibilità di prevedere un equilibrato rapporto tra il pubblico e chiaramente gli enti pubblici che devono gestire, sono molto spesso proprietari degli stadi, e dall'altra parte il privato, che nel quadro sportivo calcistico sarebbero le società calcistiche. Ora alcune società, come sappiamo la Juve per esempio, hanno fatto un proprio stadio, altre società, Inter e Milan, hanno in questo momento hanno in gestione, con una società che le rappresenta entrambe, hanno in gestione dal Comune di Milano lo stadio di San Siro. È evidente che un piano stadi è fondamentale, noi siamo perfettamente consci della materia, anche perché, come sappiamo, le norme sul fair play finanziario prevedono che i bilanci delle società siano bilanci solidi, e è indubbio che avere uno stadio di proprietà nell'ambito come voce del proprio bilancio è indubbiamente un argomento che valorizza il bilancio delle stesse società, e su questo, sul loro bilancio, poi sono prevedibili investimenti più o meno forti. Dunque, che ci sia la necessità di un piano stadi è abbastanza evidente a tutti. Noi abbiamo una grande opportunità, e come governo lo stiamo implementando ancora di più, grazie anche a una gestione molto, molto efficace da parte della propria dirigenza. Questo è il credito sportivo. Il credito sportivo è un ente, anzi una banca che lavora in termini privatistici, ma è una banca pubblica che può accedere quindi al credito della BCE con i tassi di una qualunque altra banca. Cosa succede? Essendo una banca pubblica controllata dal MEF, lo scopo di questa banca è quello di finanziare
finanziare enti pubblici per beni che chiaramente rimangono pubblici e dall'altra parte dando dei tassi super agevolati alle amministrazioni. Poi questa banca può rapportarsi anche con il privato, ma a quel punto i tassi sono dei tassi di mercato e chiaramente gli accordi poi sono, come dicevo, privatistici. Quindi questa banca, che ribadisco oggi è soggetta al controllo del MEF, è una banca molto importante ed è una grande opportunità per i nostri sindaci, per i nostri amministratori locali, che nel caso in cui avessero la possibilità di fare degli investimenti e lo volessero fare con dei tassi veramente agevolati, perché sostanzialmente sono gli stessi tassi applicati alle banche dalla BCE, quindi dei tassi irrisori in confronto ai tassi di mercato, lo possono fare. Questo è dunque sono due possibilità, due opportunità sulle quali da un lato sto lavorando direttamente, quindi il partenariato pubblico-privato, per permettere l'equilibrato rapporto tra il pubblico e il privato anche nella gestione, costruzione degli stadi. Dall'altra parte, come dicevo, la possibilità per gli enti pubblici di approfittare di questa grande opportunità legata all'Istituto per il Credito Sportivo. Per gli amministratori locali, nel caso in cui ce ne fossero all'ascolto, basta andare sul sito del Credito Sportivo per raccogliere tutte le informazioni. Ci sono dei bandi che a giro vengono aperti e sui quali indubbiamente si può lavorare molto per i territori. Allora, io ringrazio Alessandro Morelli. Questa mattina il tempo, è stato veramente tiranno, perché avevamo un sacco di argomenti, avremmo ancora un sacco di argomenti di cui parlare. Naturalmente non si può far tutto, comunque io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, Alessandro. Grazie a Buona voi mattina e buon lavoro. E buon ascolto a tutti. Avete ascoltato l'Italia da fare. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.